Io volevo riagganciarmi al discorso delle nomine dei presidenti della conferenza dei sindaci. Allora io mi sono trascritto un commento, un suo commento, no, riguardante appunto questa nomina. Lei ha detto che il centrodestra nel Veneto orientale, per interessi partitici di equilibri tra Lega e PDL, ha scelto di far valere i numeri, nel senso che i comuni del Veneto orientale sono a maggioranza di centrodestra. Esatto. Allora io ho fatto la stessa domanda al sindaco Fraccolin di Musile di Piave, il quale mi ha detto che lei avrebbe una memoria corta, perché nel 2007, quando è stata fatta l'elezione dei rispettivi presidenti, quella volta la maggioranza era del centro-sinistra e i sindaci eletti era il sindaco di Portuguaro, cioè lei, e il sindaco di Noventa di Piave, che era sempre del centro-sinistra. Allora io non voglio capire dov'è il problema, cioè sono le persone, i sindaci che non vanno bene o il fatto che appartengono al centrodestra? Allora, innanzitutto è i tempi che sono sfasati, cioè nel senso che nel 2007 non c'era stato uno sforzo comune di individuare un programma comune di lavoro e c'era un abisso culturale tra centrodestra e centrosinistra, e anche i tentativi che noi avevamo fatti per trovare una regola che rappresentasse la territorialità alternandosi e anche le coalizioni politiche alternandosi le stesse. Io credo che Fraccolin abbia torto e abbia lui la memoria corta, nel senso che noi abbiamo la conferenza dei sindaci della sanità, doveva essere sempre e comunque al portoghese, nel senso che quando l'ULSS ha trasferito i propri uffici a San Donà, le decisioni dei sindaci erano che il presidente della conferenza doveva essere sempre un portoghese. Siamo stati noi di centrosinistra che abbiamo rotto questo indugio per andare incontro a una risposta di, come posso dire, di esigenze programmatiche piuttosto che partitiche, rompendo questa tradizione che era quella ormai consolidata con la nomina prima di Merli e poi di Teso. Quindi, poi c'è anche un'altra questione da mettere sul tavolo. Noi non abbiamo avuto la possibilità di comprendere fino in fondo qual è il programma e quali sono i progetti che la Lega, visto che parliamo di Fraccolin, ha sulla sanità. Noi non avremmo fatto questioni particolari sul presidente. Il problema vero è che c'era dentro uno scontro molto forte ad escludendum tra il sindaco di Jesolo, il sindaco di San Donà, il sindaco Fraccolin e il consigliere regionale Stivali. Quindi il tema non è programmatico, non è di alternanza, non è solamente di numeri, è che è prevalso, come l'ha dichiarato Stivali, è prevalso i numeri, sono prevalsi in questo momento delicato, e attenzione, e sono prevalsi i numeri nel momento in cui 6 mesi fa, 5 mesi fa abbiamo votato e siamo due amministrazioni sono più vicine al centro-sinistra che al centro-destra. Quindi è cambiato, hanno fatto la prova di forza anche in considerazione di un cambiamento dei pesi dei 20 sindaci, perché se ci fosse stato all'interno della conferenza il sindaco di Silvia Conte di Quarto Altino e Orazio di Cavallino, noi oggi saremmo 22, saremmo 10 a 22, con pesi molto diversi. Il problema vero è che loro hanno dovuto seguire questa strada e far valere la politica piuttosto che il programma e piuttosto che le istituzioni, perché il fatto più grave di questo avvenimento è che per la prima volta da quando ci sono le conferenze non si è avuto una posizione unitaria, seppur diversificata ma unitaria. Questa volta il centro-sinistra, tutti i sindaci del centro-sinistra, e sono 6 sicuri, 2 con coalizioni anche un po' atipiche, però con sindaci legati molto al centro-sinistra, la Lega non ne ha voluto tener conto, per problemi interni, come dicevi tu, tra Lega e PDL, ma prevalentemente PDL. Per la verità ci dovrebbe essere un merito a Ivo Visentin se qualcuno non avesse sbagliato la strategia, nella misura in cui l'accordo fatto nel portoghese con il ex presidente della conferenza dei sindaci era che doveva fare il sindaco di Portogallo, proprio per effetto di questa importanza che ha Portogallo nel contesto dell'organizzazione sanitaria.
successo invece qualcosa di più grave che politico, a mio modo di vedere, che evidentemente è passata un'idea dentro al partito e non dentro le istituzioni, che hanno tolto la capacità di mediazione alle istituzioni passando in mano alla politica. Voglio dire che quando i sindaci del centro-sinistra, quelli che sono forse più vicini a una sensibilità all'interno del tutto, hanno ritenuto che per avere più forza all'interno della ravvicinata riorganizzazione ospedaliera non dovevano questa progettualità politica, partitica, essere contagiata dai 3 sindaci che avevano sede in plessi ospedalieri. Magari alcuni di questi sindaci, che qualcuno si considera amici, sono quelli che aspettavano di avere l'ospedale unico o nella loro città o nelle vicinanze della loro città. Quindi il problema non è istituzionale, è tutto politico. Ed è grave, e l'ho dichiarato, che dopo che abbiamo incontrato, forse questo non tutti lo sapete, tutti i capi di dipartimento, escluso Finanza che ancora non ci ha dato appuntamento, e dopo aver incontrato tutti i presidenti delle associazioni, del volontariato che hanno rapporti con l'ospedale, siamo giunti alla conclusione che questa operazione leghista di, voglio dire, filiera, parte da Verona e parte dall'assessore regionale alla sanità e parte da Stivali e parte dalla Zaccariotto, si è potuta consumare per responsabilità anche nostra, sicuramente non del sindaco di Portogallo, per essere chiaro, che semmai c'è stato qualcuno che ha tentato attraverso la penalizzazione del sindaco di Portogallo di far passare logiche che non dovrebbero più essere dentro a questo partito. Questo è quello che è avvenuto. Quindi noi ci siamo ritrovati come sindaci del centro-sinistra e non abbiamo votato per senso di responsabilità, non abbiamo partecipato al voto, ed è la prima volta che è avvenuto, perché normalmente si trovava una soluzione unitaria, per dimostrare alle forze politiche di centrodestra che hanno politicizzato anche le competenze istituzionali, amministrative, che noi in quella baracca non ci stavamo, e se ci stiamo per difendere il nostro territorio, il nostro ospedale e i nostri cittadini. Lo abbiamo fatto sia con la conferenza dei sindaci del G16 e lo abbiamo fatto sia con la conferenza della sanità. E voglio dire, siamo usciti in maniera pesantissima e abbiamo fatto arrivare dei messaggi sia all'assessore regionale, che non dimentichiamo è della Lega, sia il capo dipartimento della regione e i funzionari regionali della regione, una è la moglie di Tosi, il sindaco di Verona, sia il presidente della ASDIC, che non staremo fermi e che useremo tutti gli strumenti necessari per difendere non il nostro ospedale, ma per difendere la qualità del servizio sanitario di questo territorio. Noi abbiamo a livello di conferenza dei sindaci preso una decisione che è dentro anche il piano sanitario regionale di un ospedale unico di rete, dove l'ospedale di Portogruaro assieme all'ospedale di San Donato si doveva dividere le specializzazioni e dove doveva all'interno dell'ospedale di San Donato e Portogruaro avere i reparti di chirurgia e di medicina alla pari per poter dare risposte al cittadino stesso. Abbiamo obbligato abbiamo spinto perché rimanesse il punto nascita a Portogruaro, abbiamo lavorato perché i pronti soccorsi e liste d'attesa venissero ripensate e non si privilegiasse né il San Biagio né la Rizzola. Abbiamo cercato di far capire ai nostri colleghi sindaci e anche ai capi dipartimento che l'ospedale funziona nel misura in cui esiste un RSA che stiamo aspettando da molti anni. Abbiamo anche dato indicazioni al direttore generale che forse per evitare di perdere tempo l'RSA lo potevano fare anche all'ospedale vecchio, perché questo azzerava, o meno, riduceva i tempi della sua realizzazione, perché i posti letto passano attraverso la risoluzione di posti letto, passano all'RSA e pochi sanno che l'RSA non è la casa di riposo, è tutta un'altra cosa, bene? E quindi bisogna che noi stiamo attenti quando facciamo certe affermazioni all'esterno.
perché voglio dire, corriamo il rischio di farci male dopo che abbiamo lavorato bene e dove abbiamo le idee chiare. Noi abbiamo fatto un'ipotesi di lavoro approvata dalla conferenza dei sindaci che va verso questa direzione. Dopodiché capisco anch'io che se si lascia andare via il primario del punto nascita perché non ha la sicurezza del proprio futuro e va in un altro ospedale, riusciamo a far andare via Zucconelli perché non ha la sicurezza di lavorare qua e va a San Giorgio. Se riusciamo a non far venire qua nessun bravo primario perché non c'è la certezza organizzativa, progettuale dell'organizzazione sanitaria, potete mettere qualsiasi sindaco, potete mettere qualsiasi assessore che non è in grado di fare niente. Perché la mobilitazione di Jesolo che sta facendo da 2 anni non ha spostato una virgola. A ottobre passerà la nuova organizzazione dell'ospedale di Jesolo, che sarà un ospedale riabilitativo. Potrà ritardare i 3 mesi perché il prossimo anno Jesolo vota, però non c'è dubbio che sulla sanità, voglio dire, ormai, almeno che non succeda qualcosa di grosso, da qui ai prossimi anni, visto che non ci sono soldi, e visto che il nostro ospedale è molto più, come posso dire, qualificato rispetto a San Donà. Vengo a San Donà, a Portogruaro. La situazione dell'ospedale di Portogruaro, no? Dico, detta pubblicamente dal Presidente della provincia, come sindaco del comune di San Donà, l'altro giorno in conferenza di sindaci, si vergogna dell'ospedale che ha. Noi invece possiamo dire ad alta voce che noi non ci vergogniamo dell'ospedale che abbiamo un ospedale con primari all'altezza. Certo, il rischio del ridimensionamento per effetto delle risorse su scelte che la Lega scarica su altri che invece sono responsabilità proprie. Ricordo che tutti gli assessori della sanità, escluso una parentesi minima, degli ultimi, forse da quando è stata costruita la regione, forse, è sempre stata leghista, l'assessore dalla Martini a Coletto, eccetera. Quindi per cortesia non commettiamo l'errore di farci del male, di assumerci delle responsabilità che non abbiamo e di non apprezzare il lavoro